Ecco qua, sei tornato un'altra volta al posto tuo. Eppure quest'anno ti ha portato a fare una bella passeggiata. Se ti comporti bene, l'anno prossimo ti ci porta un'altra volta. Ecco qua, non si fa mai gli affari suoi. Ecco qua. Ma non è che dolore di spalle. Che dolore. Modestino! Oh santo Dio! Modestino! Che c'è? Don Sandro dove sta? Un momento, avvocato! Ma qua passa la giornata, Non raccomando, facciamo presto. Adesso vado! Andiamo, andiamo. Eccomi a voi. Come stai facendo un po' che caffè che stanno un po' nello stomaco? Ma Don Sandro quando viene? E adesso viene. Io indegnamente ho portato la Madonna e in processione in coppa e in spalla. La Madonna pesa! Sì, ma Don Sandro dove sta? Don Sandro adesso viene, si è andato a cambiare. Fumatemi una sigaretta, avvocato. Come fumaci una sigaretta? Fumaci una sigaretta. Così me ne date una pure a me, che non ne tengo. Pure tu, che problema? Allora è meglio due. Però non mi criticate, perché io non le compro queste macchine valorizzate. E poi un sacrestano in un paesino come questo, che può guadagnare. Beh, ma una me la fumo adesso e una me la fumo dopo mangiato. Ma perché non dovete mangiare? Certo, donna Rosa è andata a trovare la sorella che sta male. E ancora deve venire a cucinare. Con tutto che io da stamattina sto a digiuno. Oggi portato la donna da Madonna in coppa e in spalla. ma non vi dovete lamentare, siete devoti alla Madonna e portatela. Sì, ma che la Madonna pesa. Buone queste sigarette americane. Da Vittorio, che ne dite? Se stasera me ne fumo un'altra cena, ma fa male. Le sigarette impazzate fanno male. Sì, non mi criticate però, Io non le compro perché devo togliermi il vizio, avete capito? Modestino, ma dimmi una cosa, ti stai togliendo il vizio di fumare o il vizio di comprarle? Il vizio di comprarle, non mi dite niente, il pacchetto, voi lo sapete, che fate? Che fate? Può servire sempre il pacchetto, può servire sempre. Ecco qua, Però non mi dite niente, perché se poi lo vedete Don Sandro, il pacchetto voi, che ne siete che mangia fumato un pacchetto sano? E perché non vuole che fumi? Quello si è inventato un altro comandamento, l'11°. Non sfumacciare. La testa di mio cugino non è tanto buona. È come la vostra, avvocato, che è la stessa famiglia. Che mo ci avevo fatto. Modestino, dimmi una cosa. Sì. Ma tutta questa roba qua per che sono le regalie delle contadine? Si capisce. Le boconi che una volta facevano la Madonna, d'oro e d'argento. Come pare che la Madonna ci aveva conosciuto. Sacicci, Ma non è meglio, così se lo mangiano e non ci scocciano. Destino! Stupido. Ecco, non so, scusate il ritardo, ma mi sono dovuto cambiare perché non ho fatto bene. Fanno pochi caffè, va, hanno una sciaga per vostra, non so. Ma che c'è? È meglio battuta che una spalla che mi fa male. Va a fare un po' di caffè, che questo si è raffreddato. Scusate un po' che io sono molto stanco, fate una sedere prima. Ecco, voi me lo dovete parlare, Di che si tratta? Qui siamo al completo, c'è l'assessore, il sindaco, manca soltanto la baronessa. Tutta sta gente. Ma allora la cosa è grave. Pazzo! Pazzo! Ma cosa ti sei messo in testa? Vuoi andare a finire al manicomio? Voi invece è da lì che state venendo, è vero? Ma che volete? Andrew, tu lo sai bene di cosa dobbiamo parlare. Sapete benissimo di cosa dobbiamo parlare. Ma che so io? Io so soltanto che anche oggi alla processione i fedeli erano pochi. In questo paese stanno perdendo la fede tutti quanti. Questo è quello che so io. Per questo voi andate a inventare i miracoli per salvare la fede, capito? Io? Andrew, succedono troppi miracoli della Madonna in questo paese. Qua non siamo a Giulia, siamo a Pietrascura. A Pietrascura la Madonna non ha diritto di cittadinanza. Andrew, non pazziare. Fai i miracoli della Madonna, sei tu che li fai succedere. Siete voi che mi fate succedere.
quanta cretineria bella e buona. Ecco qua, ho fatto fresco il caffè, eccolo qua, vedi? Non ci mette battute in la spalla e non mi fa male. No, vedete. Non ci mettere l'acqua calda, mettici la fredda. Voi non sanno, voi state d'accordo che state mettendo le mani dentro una ventola a pressione. Che non ci vuole niente, calzone, tutto cosa là. Ma che state dicendo? Vi ho detto tutto, e adesso ve lo dice vostro cugino e voi lo starete a sentire. Io me ne vado, capito? Prendo mia moglie e ci vediamo in Canada perché stasera per vedere i fuochi artificiali. Mi raccomando, non sanno. Sindaco, aspettate, vengo poi pure io, Mi vado a mettere una cosa addosso perché fuori fa freddo. Ma qua ritorniamo tutti quanti, Mi raccomando, statevi bene. Statevi bene. Ma che questo paese stanno uscendo pazzi tutti quanti. Altro che statevi bene. Permesso? Uè, Menico! Fosse uno di capi il banda? Sì? Chi? Come chi? Mia moglie ci cerca. Con Massanduazzo l'ha già fatto. Con Massanduazzo. Vieni qua, dove vai? Dove corri? Quella va trovando a forza da me denaro per si fare dentro nuova. Ma perché sei spezzato? È caduta da sentire? No signore, c'è spazzai. Con 2 schiaffoni, pum, pa, Se si mangiasse lo semolino, la tantiera non servesse. Menico, ma quante volte ti devo dire? Tu a quella donna la devi lasciare stare. E soprattutto alla sera, non beve tutto quel vino. Dite bene padre, così non dormi avanti più assai. Ma se posso sapere che ti ha fatto sta donna? Che mi ha fatto? Quella prima di tutto mi facetta fissa. Ma come dico io? I maschi sei una maniera tutta bella, accunciatella, friccicarella, maniarella, e che la si è fatta in nota. A così io. Ma pare una balena. E poi, guarda, 3 figlie, anzi 4 figlie, 3 femmine. Ma che se mica è colpa sua? No, è colpa sua. Quella tira la semenza sbagliata in corpo, tira. Uno maschio non mi fece. O tenga cara, come la luce degli occhi, povera figlia mia. Ma staci lontano, staci all'estero. E a Torino a faticare, povera figlia mia. Io sono rimasto solo in nullaio, mi sei gallino, mi sei femmina. Io me ne vado pure io alla Svizzera a faticare dentro le miniere, padre, sotto il crunno, avete capito? Me ne vado. Menico, stiamo a sentire, io per te non posso fare niente. Lo so che non potete fare niente, che potete fare voi? Io non posso fare niente, ma la Madonna può fare tutto. Ma quale Madonna, padre, quale Madonna? Padre, io le fatture ci vedo assai, ma alle miracoli no. Vieni, fai come faccio io. Sì. Alza la mano davanti alla Madonna. Padre era fascista, la Madonna. Alza la mano davanti alla Madonna e ripeti appresso a me. Vergine Santa. Vergine, no padre, io mi vergogno, mi metti scuorno, non mi esce. Io ti prometto che non fatti più a mia moglie e che non lascio solo la mia famiglia se tu mi fai la grazia di fare una figlia magari Maniella da Torino a Pietrascuro. Ma è impossibile come le a San Natale. Niente è impossibile per la Vergine Santa. Avanti, fa presto, fa promesso, dai, fa presto. Va bene, padre, io lo faccio solo per far contento però. Fa presto, fa Dunque, come avete detto, alza la mano destra, così che... Vergine Santa. Dunque, vabbè, tiramolo a culto, ma no, io sotto scrivo tutto quello che ha detto parrucchiano qui presente. Così sì, Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello ma che Spirito. fai? Tutto il contrario, vattene, vai e abbi fede. Vai. Va bene, devo avere fede. Abbi fede. Ah, a proposito. Scusate un attimo, padre, devo dire una parola alla Madonna. Poi però, io rompo un mese di tempo e basta un penata volta. Vai via, vai via. Zero, 6, 3, 2. Pronto? Buonasera. Sono il parroco di Pietrascura e vorrei parlare subito con Sua Eminenza il Cardinale.
Sì, lui mi conosce. Aspetti in linea. Ma non è una mia. Aiutami, tutto prego. Oh, buonasera Eminenza, buonasera. Sì, la disturbo perché volevo avere notizie di quel ragazzo che per il trasferimento a Pietrascura avevo raccomandato. Vi assicuro che il vostro interessamento non sarà mai così. Come? Già fatto. Grazie Eminenza. Sia lodato Gesù Cristo, sia lodato Gesù Cristo. Ah, meno male. E tu hai sentito tutto, vero? Niente di meno è scomodato il cardinale. È così che la tua Madonna fa certe grazie, vero? Robè, capiscimi bene. Questi sono contadini, gente semplice, gente ignorante. Hanno bisogno ogni tanto di vedere una grazia, un miracolo, altrimenti la fede si perde, se ne va e senza la fede diventano infelici. Ho capito. Quello, il vino è buono. Come? Il lardo è saporito. E come ti permetti? Ma che fosse pure un prele mangione, mo? Ma vabbè, a me mi pare che tu e la tua associazione volete infilare troppo sotto la scazzetta del prete. Volete troppo sapere le cose del prete. Modestino! Sei andato tutto a picciare. Modestino! Ecco qua, l'ho fatto fresco un'altra volta, dov'è? No, io sono troppo nervoso, non mi Non dico. sa. Non lo voglio neppure io, hai fatto venuto in mente. Ci fate venuto in mente. E uno. E due. Cosa? Ecco qua, è subito utilizzato, non sa. Fa una cosa, vai. Che travasi quel vino in tante bottiglie. Poi vi piglia una alla volta e le porti a quelle povere famiglie di bisognosi che tu conosci. Sarà fatto, non Mi sarà raccomando, Eccola qua, È una cosa incredibile questo. Non sa, che ci stanno pure... Lascia stare, ma che fai? E me? Ma possibile che tu pensi solo a mangiare? Ma lo sapete che tengo una malattia che quando non mangio non mi... E poi la Madonna, chi la porta in processione se io non mangio? Stai zitto che ti crede che non ti ho visto. Quando ti ha dato il cambio a portare la Madonna. I fedeli buttavano i confetti alla Vergine Santa e questo si buttava a terra a pigliarla e a mangiate, per mangiarle come una belva affamata. A che ne è più veloce me e i bambini? I bambini, tu litigavi con loro con i confetti. Che aveva fatto? Non sa, state a sentire. Ma non fosse mai mica ce tenessimo qualche cosa pure per noi. Modestino, nostro Signore cosa ci ha insegnato innanzitutto? Che ci ha insegnato nostro La Signore? carità. Ecco, sì. Ma nostro Signore quando teneva fame faceva la moltiplicazione dei pani e qualche volta andava pure a caccia di pesci. Ma che dice a caccia di pesci? Quella camminava sulle acque, ecco, come pensa, quella camminava sulle acque, alzava le mani, tutti i pesci venivano a galla, pigliava il fucile, pa, e si faceva una bella fintura. Cose da parte, cose da parte. Ma ti pare che mi è toccato pure il sacrestano blasfemo, mi è toccato. Sandro, io me ne vado, ci vediamo più tardi assieme a tutta la congrega. Ah, venite? Mi fa piacere. Nonostante tutto, il consiglio direttivo come ogni anno verrà a vedere i funghi dal tuo giardino. Ma ti voglio avvisare. Sarebbe assai spiacevole se qualcuno scrivesse una lettera al vescovo per sollecitare un'inchiesta. Modestina! Un'inchiesta. E cazzo, sta venendo pure donna Rosa. Modestina! E mi fa piacere, così mi sente anche lei. Sia lodato Gesù e Maria. Buongiorno. Ma che Modestino è diventato sordo? Mi voleva fare aiutare a portare questa borsa che pesa. Donna Ro, come sta vostra sorella? Quello sta un capolavoro. Ah. Bella malata dentro al letto. Piano. Pare da una pessa. Fatemi sedere perché sto stanco. Però dentro c'è sta Modestino che sta spasimando dalla fame. Gesù, e non poteva prepararmi qualcosa da mangiare e ci faceva trovare un piatto caldo pure a noi. Modestino, quando facevano mano in mano a cucinare qualcosa. Oggi buttata la maronna in groppa in spalla, la maronna presa. Ma come si è fatto scostumato questo sacrestano? Stavolta avete proprio ragione, donna Ro.
E tutti questi malaparoni vicino alla chiesa. A casa mia. Ah, Modestino! Ma fa bocca chi te qui! Ma Don Sandro, io volevo dire, quando c'è i nervi, no? Si deve mettere qualcosa in bocca da mangiare. Ma io non ce la posso fare. Vabbè, io comunque la spesa l'ho fatta. L'avvocato che fa? Mangia con noi? No, io me ne vado. Ah. Sandro, ma ti voglio avvisare. Ti stai mettendo contro tutti qua. Finché sono contadini, passi, ma non ti mettere contro certa gente. E poi quella ragazza lasciala stare. Quale ragazza? Ma no, per favore, lasciate parlare me. Chissà pure quando mi confessa vuole parlare sempre lui. Figuriamoci adesso. Sandro, la maestrina, quella che pretende di essere sposata dal figlio della baronessa. Non mi venga, Ma no, no, quella ragazza me la sono cresciuta io, quella non c'aveva nessuno. Il figlio della baronessa, per caparra, ci ha lasciato un figlio di latte. Voi il meglio ve lo dimenticate di dire. Prima per la baronessa questo bambino non esiste. come sarebbe non esiste? Insomma, Sandro, la baronessa questo matrimonio non lo ammette. Non so, mi facete dire mezza parola pure a me. Mezza parola, Vabbè, mi cuso la bocca, non parlo più. mezza parola. Ma quella ragazza, un figlio della baronessa, un baroncino, l'ha violata. E tu eri presente quando l'ha violata? E come no? Un parrucchiere la teneva a candela. Donna Rosa! Ma come vi permettete? Che prove avete? Le prove? Ma che si fanno le foto ricordo durante gli amplessi amorosi? O volete trovare le impronte digitali addosso alla ragazza? Come sapete che siete avvocato? Voi sapete che facevo un bel filmino mentre i ragazzi facevano un zum zum e ce lo spediva a quella bella pezza la baronessa. No, io vi proibisco di parlare così della baronessa. È una povera donna tanto provata. E come no, se l'ha provato tutto il paese. Donna no, pensate che poveraccia, anche la sorella ha perso la voce dopo quell'incidente di macchina che ha avuto. Madonna, questo veramente mi dispiace, perché la voce non la doveva perdere la sorella. E la perderete! Ma come vi permettete? Poi Roberto, donna Rosa, io vi proibisco di alzare la voce nella casa del Signore. Io non alzo la voce, io alzo i tacchi e me ne alzo, però Sandro, ti ha visto un altro. Hai una spada di Damocle sopra la testa. Ma sono una spada di Damocle, che Ma cazzo! che Damocle! Ah! Andrew, la lettera al vescovo può partire da un momento all'altro. Stati bene. Don Sandro, ma chi viene con questa spada in mano? Ma non viene nessuno, per favore, fatemi fatti vostri. È stata un po' zitta. No, mi dovete scusare, sì, qualche volta rispondo qualche parola, ma sapete com'è? Il cane, quando sente che il padrone strilla, abbai purissa. Purissa! Solissa! Ma io vorrei capire, ma sta ragazza, se fosse stata un poco più attenta, più ritirata, ma non si sarebbe trovata nelle condizioni in cui sta. E vabbè, ma voi certe cose che ne sapete? Voi siete un prete, i preti mica. E che significa? Allora se uno fa un psichiatra prima di curare un malato da pazzo purissimo. No, perché non sapete, quando un ragazzo corteggia una ragazza, la sera la accarezzi i capelli, la sera dietro la nuca, Ho capito. poi la sera dietro i piedi. Una rotta, è chiaro. E poi vedete che questa mano sera per sera scende sempre di più fino a cadere. Una rotta! Ma dove volete arrivare questa mano? No, io non voglio arrivare a nessuna parte, però che la mano cammina. Ma poi non sapete le parole d'amore che si dicono. Ma tu mi ami, ma quanto mi ami? Ma quanto mi desidero? Ma perché non puoi scendere? Perché mi respingi? Donna Ro, io vorrei che voi vi spogliaste. Donna Ro, che voi vi spogliaste dei vostri panni e vi metteste lì. Don Santo, che su quanto sta resta addosso? Donna Ro, io non posso più sposare. Certo non la posso sposare. Io non posso più sposare la vostra causa. Che fai? Che fai? Porto il vino ai bisognosi come avete detto voi, non sa. Fammi controllare. Controllare. Ci sa una volta di questi il padre Renner a te Lo so, ti punisce lo so. seriamente. Vedete qua, vedete, Sì, vedete qua. sì.
Guarda qua, vedi, questo era vino rosso, è diventato rosatello, è diventato. Quella è la colpa del contadino, l'ha messa al sole. Va, sempre a trovare scusa, porta sto vino, va. Ah, boh, io vado, Però mi raccomando a tutte e due, Ma di che cosa? No, dico, non fate che vi mettete a mangiare senza di me, E chi soffre di Donna Rosa, no? E non sa, mi ama, ma quanto mi ama, vedi, quanto ama. Però, credete, io per quella faccenda farò tutto il mio dovere fino alla fine, ma io più di quello non posso fare. Io non posso costringere il baroncino a sposare la maestrina. Ma quello il baroncino se la vuole sposare, è la baronessa che bisogna convincere. Ma benedetta donna, lo volete capire, no? Io ho le mani legate. Ma che volete fare, donna Apollio? Ma che sapete voi, donna? Io ho visto il teleromanzo in televisione. Ah sì? E allora ricordatevi bene che io non sono Donna Apollio, e la baronessa non è Don Rodrigo. Quando non si fa la ceretta. Sta arrivando a chiamare. Chi? La baronessa, quella che piange sempre, sta venendo con suo sorello Pilevato. No, voglio che rimaniate qua pure voi. No, non sa, io quando sento parlare certa gente, le parole in bocca a me si fanno come le patate bollenti. Non sa, perché questo corte... Ma che siete pazze, vicino alla croce? No, io che la tengo male auguri. Ma che sono ste sciocchezze? Piuttosto diciamo una bella preghierina per quella povera donna. Sì, subito. Fino a L'eterno riposo, donna. Che schiattassi in pace a me. Ancora. Donna Bianca, che piacere! Qua donna bianca, adesso è diventata donna nera. Capisco. Il lutto dopo la morte di vostro marito. Non sa, ma qua lutta, nera di dolore. Ma guardate qua questa povera sorella mia. Un disgraziato la prende sotto con la macchina e questa che fa? Perde la voce. Ma io, quando della strada, l'ho ridotta all'elemosina, non sa, ne vedrei casa, me l'ha già mangiato tutte e tre. Non sa, io ce l'ho sta sola, avete capito? Certo, una voce d'oro. E poi un'altra spina tengo nel cuore. Non sanno, quel povero figlio mio Andrea è stato oggetto di seduzione. E adesso quella maestrina so può sposare a forza. Non sa, quello è professo sposo alla primogenita dei serviti. Quella è una grande famiglia, denaro non lo tenera, ma è un matrimonio di prestigio. Ma perché io devo vedere mio figlio vicino alla bastardella? Non sa, lui si paga le razza. Don Sandro! Eccomi qua! Bene, ma che c'è? Don Sa, ho ammazzato il maiale, E qua c'è stato bello qualche roba per voi, guardate qua, sentite che profumo, Sentite che profumo, Don Sa, prosciutta, larta, salame, salsiccia, parrucchiamo così che vi facete una panza tanto. Ma che dici? Portali in cucina, vai, che là c'è sta donna rosa. In cucina, sì. Guarda un po'. A proposito, mia moglie Cicetta ancora non l'avete vista? No. E allora recitancella la Madonna vostra, che se non torno presto a casa, il prossimo maiale che uccido, o porca, se lo mangia tutto il sottoscritto. Avete capito? Ma andate in cucina, andate in Sì, cucina. va, Guarda in cucina. ma voi guardate, mi portano delle offerte per i poveri. Però vedo che si trattano bene i poveri di questo paese. Mai quanto i ricchi, I ricchi. non sono loro che non possono passare nella luna del lago. Ma signorina Matilde, ma io dico, state sempre con la testa a terra. Sorridete un poco. Ma che fate, piangete? Guardate, adesso Don Sandro lo fa un bel regalo, Come no, una bella immaginetta di San Gerardo mo ci regala. No, ma che fa immaginette? Vediamo un po'. Ecco qua.
Certo, è ben strano vedere un sacerdote che fa un omaggio galante a una bella signorina così, però pigliatela, è bella fresca. Non abbiamo, però sapete che vi dico? Io sono sicuro che entro breve tempo vostra sorella riconquisterà la voce. Ne vogliamo bene tutti qua. Mamma mia, ha fatto la profezia, ha fatto la profezia, allora è un sant'uomo, Don Sandro, è un sant'uomo, ma no, ha fatto la profezia, benedetto, Don Sandro, benedetto le vostre parole. Menico, qua già ci sta un sacco di gente che parla a vuoto, possiamo andare. Don Sandro, ci tornare a figlia di Carmelina, sì. Abbi fede. Sì, Ma pure vai. benedetto, Ma voi vedete un po', Insomma, Don Sandro, avete visto che guai in casa mia? Una sorella muta e un figlio sedotto. E con tutto questo ci sta ancora gente che difende quella bastardella schifosa sgualdrinella. Ma veramente non abbiamo, a me pare che oggetto di seduzione sia stato più lei che lui, Non so, ma che ne sapete voi? Ma che ne sapete voi di queste signorinelle moderne? Quelle si mettono vicino come zecche da pallina, e quelli ti dicono ti amo. Ti prego, fammi tu. Avete capito? Ma tu che fa? A che fa? Ci ho portato il vino ai bisognosi come mi avete detto voi, non sa. Modestino, però è proprio un bravo giovane. Ma noi siete tale e quale a mio figlio, sì, pare un giovane. Ho fatto un complimento. E voi sapete che ci si fa inginocchiare da tutti quanti. Comunque sentite, Don Sandro, io me ne vado, non vi preoccupate che però ritorno per i fuochi. Adesso però me ne devo andare a casa da sola. Sapete che c'è? Mi devo fare tutta quella salita a piedi. Io non so guidare, non ho la patente. Non vi preoccupate, allora che ci sto a fare io? Vi accompagno io fino alla isola. Che piacere, avete visto? Ho trovato un poco di galanteria pure io, pure che non sono più tanto... Sì. E come si dice, gallina vecchia fa buon pro. No, se mi date un attimo di tempo vado a mettere la gallina in fuoco. Vado a mettere in moto la macchina, non so, vado a mettere in moto la macchina. Vabbè, non vi preoccupate, allora ci vediamo più tardi. Ti accompagno alla macchina. Grazie assai. Insomma, voi come siete? Corda, fa tutto che non vuoi. Cavalice e camarà. No, ma che state facendo? Sento, io pensavo che voi non c'eravate. Amico, cavalice e camarà. Ma questa è la casa di Dio! Sì, ho finito. Il turibolo della chiesa! Figlio, fatti cazzo! Pizza del corpo contrabbasso! Ho finito. Però sono sicuro che da domani non avrò più bisogno dei vostri servizi. Già, non ho bisogno dei miei servizi. Don Sandro, scambiamoci un segno di pace. E almeno lasciate stare in pace le cose del rito. Padre, è permesso? Voi qua! L'ho fatta venire io, vieni, mette paura, entra. Padre, stamattina ho fatto dei dolcetti e ve li volevo fare assaggiare. Ma sono quei dolcetti che mi fate assaggiare stamattina? Sì. Quando sono buona. Vai di là, metti sta creatura a dormire e poi vieni qua che dobbiamo parlare. Ma no, che fra poco arriva la baronessa. Non voglio che me ne Che voglio! volete far succedere? Vieni qua, vai a dormire un bambino e poi vieni qua. Dai, vai. Padre, con permesso. Va. Ma come? Con che coraggio? Prendete degli agnellini e li buttate in mezzo ai lupi. Ma allora lo volete capire, no? Che io qua non sono nessuno e non comando niente. Ma come non siete nessuno? Voi in coppa a sto pizzi montagna siete il Papa. Il Papa? Io sono il pupo manovrato dagli altri, questo sono io. Ma voi fate una professione che dovete difendere, vi dovete far rispettare. Sì.
Però adesso mi raccomando, voi che vi mangiate sti dolcini, non facete la faccia brutta, perché sennò Ninette si mette a piangere, quella è molto sensibile. Ma perché che c'hanno questi dolci? Oh, una piccola distrazione. E invece dello zucchero ci ha messo il sale. E me ne devo mangiare io. E voi siete preti, vi dovete sacrificare. Facciamo così, guarda, facciamo così. Diciamo che me ne sono mangiate 3 o 4, e così stiamo a posto, mentre lei non ci sta, Facciamo così. Si è addormentato. Però padre, scusate. Vabbè, ti mettono paura. Ha fatto la pipì sul vostro letto. Scusate assai, padre. Ma che ti scusi a fare? Don Sandro le altre cose non le fa, però la pipì la fa. Oh no, ma insomma, Ma non li avete mangiati? perché? E quelli erano 14. Io li avevo contati. No, dicevo perché aspettavo voi per mangiare insieme a voi. Quello si lo vuoi mangiare davanti a te. Scherziamo. Allora da fine. Certo, quanto è buono! Oh, Mi piace, mi ci piace. bello. Ah, no, aspetti, oh, mamma mia. Sono proprio buono. Che appena se ne sanno per ti apre tutta la Ma testa. qua ce ne che è tutto sa. Sono buoni, ci piace, mi ci piace. Certo che sono proprio buono assai. Sapete, io non li ho potuti assaggiare. Ma perché questo? Com'è che non l'avete assaggiato mentre cucinavate? No, perché ho fatto un fioretto alla Madonna. Ah, Non buono. mangio dolci fino a Natale. Ma vista Morello non sa quello che si perde, non lo sa. Non lo sapevo, non lo sapevo. Ma allora veramente ci sono Sì, ci sono piaciuta assai. E dategli un altro. Un altro! E quello è prete, mica ti scina le bugie. Ci stiamo egli! E poi non sapete, questi cucine è un vero fenomeno. Oh, Sa cucinare così bene che adesso la faccio stare qua e la faccio cucinare per voi. Che ne sapete fare una salsetta speciale. Dici come la fa? No, e mi vergogno. Il bambino che piange. No, stai qua, vado io a vedere il bambino. Tu stai staccando il bambino, non ti preoccupa, vado io. Vado io. Sì. Fatemi sapere una cosa, però voi siete una signorina così educata, così attenta, così giudiziosa. Ma com'è che avete ceduto alle tentazioni del demonio? Padre, perché il demonio si è presentato con la faccia dell'angelo. Lo sapete come vi dicevo? Pure la voglio! Non sai cosa darei per un vostro bene. Uè, modestino! Ma tu che fai? Striscio con Manuterpo? Quando entri ti devi far sentire! Ah sì, ma la prossima volta suono prima le campane e poi entro. Ma guardate. Ah, piuttosto, avete mangiato? E tu non mangiavi, entra tu. Ci sa qua a volte questo nostro Signore, la Madonna, ti punisce e ti fa sentire salato tutto quello che metti in bocca. A me, se la Madonna punisce a me, la prossima volta che la porto in processione a 80 Onestino! Ma guarda un po', ma questo tiene certe peccate in colpa che Dio lo sa, e la Madonna castiga a me. Ma vedete un po', la Madonna castiga a me, sì, che castiga a me la Madonna. Tutto a posto, si è addormentato. Don Sandro ha rovesciato sul vostro cuscino. Ma non vi preoccupate, dopo di capire. Sì. Ma avete parlato? E che parlando a fare? Che è sempre la solita minestra. E che possiamo fare? Due spaghetti aglio olio, perché in cucina non c'è niente di preparato. Facciamo gli spaghetti aglio. Voi qua, bagazzino! Padre, voglio soltanto dire 2 parole a quella signorina. E io non le voglio sentire. Io! Ninetta, ma non vuoi capire che io non sono un uomo libero? Ma che Sono le- uno schiavo! Che ne volete dire più? Abbiamo finito di mangiare. Fatelo parlare, che avete da dire? Su! Qualunque sia il mio atteggiamento, voglio che tu sappia che io ti voglio bene.
Sì, sì, ditelo a questa sedia, che vi crede più di me. Ah! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Mannaggia la nostra! Oh calma! Oh calma! Ma Nicoletta, ma lo vuoi capire? Io senza il consenso di mammina non posso muovere nemmeno un dito. Ah, è un dito, ma le altre cose le avete mosse bene, Donna Rosa! E quando avete fatto un qualche cavaglione, non avete chiesto il permesso a mammina. La vedete a questa? Io ve la faccio vedere solo sopra l'altare. Quando venite con bambino, con papino, con zia, è tutta la vostra casa. Baroncino, arrivederci. No, aspettate. Baroncino, non mi mettete in condizione di dover rimettere alla porta il cattivo modo. No, io non me ne vado nemmeno a bastonate. Io la devo vedere, le devo parlare. Che le volete dire più? Le avete già parlato. Cosa le voglio dire? Che le voglio dire? Io ti amo! Ah no, Io ti amo! questo è troppo, mo. Il nostro è un amore impossibile, ma io ti amo! Padre Santo, correte! La Marianna la Rossa dovete sciogliere una fattura! E che sono tutti legoni! Ma con quella Marianna ha pigliato un coltello, vuole uccidere la Maddalena la fattura! Dice che la sta facendo morire il maiale! La porca! Modestini, mani di sentinella, mi raccomando, questi due non si devono incontrare! Ci penso io! Mi raccomando, Ci penso io, andiamo. non so. Io non lo so che fare più. Andiamo, Andiamo presto, mannaggia. Ecco qua, Ma no, voi non sapete mai niente, o vera? Ma non ci, è da stamattina che stiamo digiuni. Avete capito? Vabbè, ma sapete che facciamo? Fumiamoci una sigaretta, tenete, prendete, fumate. Non abbiate fumato. Buone sì, ma questo è buono. A fuoco. Ecco. È buono. E adesso come facciamo? E come facciamo le affari a voi? Prendete. Allora me ne prendo due perché il tabacchino è chiuso. Modestino, ma chi è che piange? Ho finito parrocchiano. Oh, figlio lo parrocchiano, Modestino! Quello è mio figlio, io lo voglio vedere! Dove sta? E sigarette, baroncino. Allora mi pigli io. Ma che ha portato la cassa? I pasticcini, ci mangi i pasticcini, apposta non tiene mai fame. La fame ce l'ho so io. Non vi volete! E chi sono? Ci penso io, non vi preoccupate. Poi, dove andate? Volete andare dal baroncino? Ma non ci penso proprio. Io vado a vedere il mio bambino. Ah, vabbè, andate. Bella! Tu sei quel sole, bianca più della luna. Modesti, ma come sei stonato? Dove sta quello? È andato a trovare il figlio. Ma fosse venuto un baroncino. Non lo so, donna Ro, fatemi un piacere. Rimanete un momento. No, non posso, sto cucinando. Donna Ro. E fai presto, vai. Faccio presto. Ma lo vuoi capire o no? Che da bambino che sto succhiando veleno dal seno di mia madre! È figlia a me, soltanto a me, hai capito? Modestina, ma che si ci faceva fa un secondogenito? No, non vi preoccupate, donna Rosa. Lui non se ne vuole andare e me ne vado io, così vi liberate di me e di tutti quanti. Vieni qua, dove vai? Non famiglia fredda sta creatura. Uscite. No, che non mi faccio uscire per arrivare presso a quello. E allora vieni, mammina e mi trova qua. E andate, adveniate, madonna, mi sa da chiamare. Madonna, Modestino, ci vuole parlare. Madonna mia! Che sta? Non mi fa venire tutto, ma c'è salame in bocca! Porta il vino ai contadini, un'altra volta! Non mi fa venire! Madonna mia, perdonami! Ma dove vai che dobbiamo mangiare? E chi mangia da sta? Che la Maronna mi ha fatto un miracolo malamente, un miracolo cattivo, un fatto. Miracolo cattivo, ma sì. che dici, un briacone? Ma guarda chi, guarda.
Ma questo è proprio diventato un Ma vi racconto, Lo sapete che se bevi il vino della messa, io qualche volta ci metto la cedola io. Fate bene, come non lo so che se beve Il baroncino se n'è andato. se n'è andata e corsa appresso a quello. Mamma, io non lo so come ci fa, io devo uscire da questa Ma situazione. come che dobbiamo fare? Che facciamo? Come che facciamo? Io me ne vado e cambio paese. Che significa? Quello è un carrettiere che fermava il cavallo. Anna Roma, lo volete capire, no? Che sono in una brutta condizione. Questi hanno chiamato il vescovo, minacciano un'inchiesta su di me. Un'inchiesta? Ma perché avete fatto qualcosa? Don Sandro, ma l'avete fatto? Sì, qualche volta, ma sempre a fin di bene, sempre a fin di bene. Ma mo, Anna, dimenticate quello che vi ho detto. Io non mi sento buono, non fa male la capo. E va bene, non vi preoccupate, 2 glorie a parte, 3 Ave Maria e... Sì, gloria a Dio. Don Sandro, voi avete la pressione bassa, state digiuno. Io poi vado di là, faccio dei belli maccheroni e poi mi raccontate questo fatto dei miracoli, perché io non c'ho già capito proprio niente. Una volta tanto mi confessate voi con me. Andiamo. Ma non c'è nessuno. Ma è presto, siamo in anticipo di fuoco. Don Sandro? Adesso viene. Adesso viene, ci sta quella antipatica di perpetuo. Robert, il nostro destino è quello di rimanere soli. Robert, ma come dice il poeta, come dice l'annunzio, la carne è l'unico piacere della vita. Bianca, controllo, se ci dovessero vedere. Se ci comportano. Don Sandro adesso viene, sta mangiando un boccone. E noi cosa facciamo? Ci abbiamo in giardino? È meglio, devo pigliare un po' di aria fresca. Andate. Mi pare che sta venendo a piovere. Buonasera. Buonasera. Che piacere. Buonasera Maronessa, buonasera. Buonasera. Quasi sta anche il nostro sindaco con la sua gentile consorte e l'assessora. Buonasera, non mi chiedete di fare discorsi, perché io questa sera sono venuto con mia moglie e l'assessore alle pubbliche istruzioni proprio per vedere i fuochi artificiali. Non mi chiedete di fare discorsi. Ma chi vi vuole sentire? Che piacere, anche quest'anno ci vediamo qui per i fuochi. Come sono contenta assai pure io. Senti, ma Celeste, ma il tuo fidanzato non l'hai visto? No, donna Bianca, non l'ho visto. Ma no, hanno bussato una bianca. Ma quando è? Quando è che mi vorrei chiamare mammina? Solamente dopo sposata. Certo, come siete strani a questo paese, se ne fanno di tutti i colori, bianchi, celesti. Capita, del resto pure voi vi chiamate Rosa e secondo me pungete pure bene. Sì, ma le rose non hanno i piedi, pungono solo a chi le tocca. Mi toccano spesso. Ah, sì, abbastanza, custode. A me mi toccano in erba. E che mi tocco sto? E forse qualche peccatrice che conoscete. Qualche faccia rossa che va in giro per il paese. Meglio faccia rossa che faccia tosta. Tosta, ma non ce ne sono tante in paese di facce toste. Ci stanno, e che si camuffano. Io conosco solo signorine per bene, quelle che si sposano con tanto di velo bianco, pulite e sacrosante. E che non vanno a fare figli a tradimento. Se mi ricordo bene, i figli non si fanno a tradimento, si fanno faccia a faccia e corpo a corpo. E per me vale più una brava ragazza con un bambino in braccio che certe signorine per bene che conosco io. E poi facetemi solo magari a nervatura. Ma questo con chi ce l'ha? Donnaro, io sono femmina di sostanza e se mi tocca a nervatura, ma faccio passare io, voglio di fare certe insinuazioni. Calma. Non mi confondete con questa gente basta. Io certe sottilette non ne capisco. Sindaco, ditegli qualcosa. Assessore, per carità, voi meno parlate e meglio fate. Vi faccio un bel discorsetto, volete? Sindaco, veniamo che tengo proprio per sentire un discorso nostro. No, sentite per piacere, io tengo le migrane in capo che Dio sapeva ma non lo beve. Fatemi il piacere, diteglielo poi a Don Sandro che io non me la sento di rimanere per i fuochi e io me ne voglio tornare a casa. No, baronessa, se ve ne andate voi, ce ne andiamo tutti quanti. Ha ragione mia moglie, quella la gente ci deve vedere uniti come tutti gli anni, sempre uniti. Certamente, tutto il comitato e la nobiltà, alla faccia di chi ci vuole male, tutti in giardino a vedere Assessore, Elvira, voi andate in giardino che adesso la convinco io la baronessa.
Vediamo che non ci dobbiamo intossicare questo liete letto. Ma che hai sgravato? Donna Elvira, non la richiamate sempre. È comunque l'assessore alla pubblica istruzione, anche se non vuole più andare a scuola. E allora è meglio che si sta zitto l'assessore. Ma quella era incinta, io non ne sapevo niente. Ma come ti permetti? Io sono una donna illimpata, Bianca, in nome dei nostri antichi statuti. Ho capito, Sindaco, ma tu dormivi sempre. No, Bianca, io tutte le notti faccio lo stesso sogno. Mi sogno che sono morto e voi mi portate dei fiori. Maronna, Sindaco, che brutto suono che poi Sono fiori facevi. di carta, Bianca, finti come lavoro vostro, ma che non seccano mai come il pelle mio. Sempre i discorsi vuoi fare. Vi ho convinto, dice, Va bene, siete un maledetto seduttore. Andiamo. Ma che può visto a me? Ma che sta? Ma no, non c'è. No, non è successo niente. Andrò, ma mi pare che dovevate dire quelle brutte parole a donna Bianca, io volevo pure chiedere scusa, vabbè, ma mi pare che a me pure non mi piacerebbe ogni tanto dare un calcio a ci dico io, ma bisogna reprimere questi cattivi schiavi. Che succede? Che sta? Non so, dove stavo? Che succede? Ci vedi, ci resta. E oggi mi chiede sotto la sorella donna Bianca. Oh, mamma mia! Ma chi l'ha muta? Ma che avete combinato? Ma non è morta! è finita! Perché poi me ne sono scappato io! Bravo! Ma che delinquente! Ma come fa l'incidente e scappa! Sì, ma poi secondo me no, non è morta perché io non l'ho presa proprio sotto, ha già sbattuto un faccio un mulo. Che lei chiude che coscia l'aria, non parlava, strillava. Ma non da via di coscia, ma non da via! Ma dove è successo? Caffè. E me lo di stupido, imbecille che non sei altro, fammi andare. Ma sì che lei l'ha avuto, come faceva a parlare? Non lo so io, se è morta non mi dite niente. A me mi tremano il corso, ma già mi Io ce l'avevo buttata le bestemmie. Ma non addassa la muta, addassa la baronessa. Evviva! Evviva! Non si mantiene in piedi, ma è viva! Sul letto! Bianca! Andiamo sul letto, andiamo, che sta parla? Ma non riusciamo, deve avere ragione! Così ho perduto la voce. Andiamo sul letto! Andiamo a letto. Andiamo a letto. Ah, le bestemmie le avete sentite bene, però, Ma non mi raccomando. Potrebbe farla male, lei c'ha mal di cuore. Ci penso io. Ma perché vuoi fare bravo, ci presto? Oh, Naro! Io sapevo che veniva a piovere, stai facendo l'acqua, Permesso, poi sta piovendo come perché si sono bagnati tutti quanti. Mi sono bagnata tutta quanta. Così, dove la si Guardate, si è appesa tutta l'accoggiatura. guardate, si dà messo. Si è stuccata pure. Ben fatto. Scusate, ma nessuno ha visto mio figlio, quello è delicato, quello non si prende una bronchite. Baronessa, non l'avete visto fuori al giardino? No. E quello stava a guardare i fuochi. Azzeccato la maestrina. Quelli stavano tutti e due abbracciati a dare scandalo di sonore al paese. No, la maestrina, non sentire. Calunnie, sono tutte calunnie. Baronessa, ma quali calunnie? Quello vostro figlio, con quelle mani sembrava un polpo. Pensate al vostro cuore. No, quello non è un cuore, quello è un figo d'India pieno di spine. Ma quando è che io mi potrò liberare di quella rispettabile signorina? Signorina è l'anagrafe, ma che ne c'ha un figlio? Bene, non lo sappiamo, non lo vogliamo sapere, per noi non esiste. Madrecina, amici miei aiutate, già tengo quel guaio di quella sorella mia che ha perduto la voce. Non è possibile. E voi con una tragedia come questa prendete questi atteggiamenti? E che facciamo? E fate un
bel voto alla Madonna, che fate dare il nome a questo bambino innocente che gli spetta. E la Madonna vi fa la grazia che fa venire la voce a vostra sorella, perché voi ci tenete tanto per vostra sorella. Che attacca a Gonzalo, può darsi come fa la tua miracolo. Ma non mi fa un miracolo, ma no, fa bene sto E miracolo. così si prega, in ginocchio, mettiti in ginocchio, così, prega. Faccia pregare. Forza, vabbè. Madonna mia. Madonna mia, Madonna mia, guardate, vi giuro che se voi fate venire la voce a mia sorella, io faccio sposare la maestrina e faccio dare il nome pure a quel bambino, va bene? Vabbè. Madonna mia, faccella sta Si è grazia. pigliato che San Gennaro. Madonna mia. Baronessa, baronessa, calmo, accomodate, mettetevi su una poltrona comoda, mi raccomando, io ho da dirvi qualcosa, una cosa bella. Ah, bella, fa piacere. Ecco, è una bellissima sorpresa. Sì, sì. State calmi, state tranquilli. Ma che questo? Poi che sono? Avanti, avanti. Piano. Ha avuto un miracolo. La Madonna mi ha fatto la grazia. Ma quale grazia? Madonna mia! Miracolo, miracolo. Si è avverata la profezia di Gonzalo. Voi che siete la mamma, voi giuro, che parlare per i soldi ogni giorno, la cannella, mazze rose, cannella, E cannella. si illumina. E abbiamo fatto il 2 novembre. Ma che avete combinato? Voi avete ragione, ogni tanto, però a fin di bene, un miracolo si può anche inventare. Caro Chiarazzato, ti scrivo questa seconda lettera omonima per dicere che sono un'amica che ti vuole tanto bene, ma ti faccio passare 2 milioni di guai se non mantieni la promessa che hai fatto alla Madonna. Faccio succedere l'ira di Dio, la guardia universale, faccio correre i carabinieri. Non sta andando solo. Almeno avessero detto buongiorno. Sì, buongiorno. Accomodate che spate smaltire questo affare. Chiamate Don Sandro. Don Sandro non c'è, sta il capezzale di una moribonda che sta morendo. Stanno da stanotte là di destino. Ma noi abbiamo bisogno di parlarci con urgenza, cara donna Bianca, ha scritto a suo cugino vescovo e può venire da un momento all'altro. Che vuole venire a dire una messa di ringraziamento? Donna Rosa, buona messa di ringraziamento. Viene a fare un'inchiesta. È chiamata Don Sandro, fate presto. E che faccio? Ma vado dalla moribonda e dico, muori presto perché noi ci abbiamo da fare. No, non impazziamo, non faccio da scena per andare in guerra. Ma non c'è stato nessuno miracolo. E che era la baronessa? Si sente male? E stamattina mi sono svegliata, mi sono alzata e sono caduta. È andato un po' come spezzava una coscia. Ma tutto è chiaro. Non c'è stato nessun miracolo della Madonna. Voi se siete scivolate perché avevano dato la cera al pavimento. Non come ti da paura. Ma come? Si stava spezzando una coscia e non se l'ha spezzata. Ma quanto mi dispiace. Donna Rosa, la baronessa è molto suggestionabile. E poi noi vogliamo sapere chi ci ha scritto sta bella lettera anonima. Quando è scritto una lettera anonima. E come trovare un'aria in un bagnaio. Qua ci sono 3.000 persone, 2.000 sono analfabeti e 1.000 sanno scrivere. Ma che è scritto? Adesso la leggo. Cara Chiagnazzata, Vedete. hai ricevuto una grande grazia dalla Madonna che ha fatto venire la voce a tua sorella. Ora mantieni la promessa che hai fatto, se no passerai in un uovo nei guai. Bada, una donna fece un voto alla Madonna e non lo mantenne. Ebbene, dopo poco tempo si dovette comprare una stanfella perché si paralizzò una gamba. Vedete. Ma state calma, che vogliamo prendere queste sciocchezze? No, guardate, io sono ignorante però, io che queste cose
sì, ci credo, ci credo. Dopo un altro poco buttò via la stampella. Ma che sei raborita? Ma si comprò una sedia a rotelle perché si paralizzò pure l'altra gamba. Perciò, con cacchine qui, eccetera, eccetera, io il resto non lo leggo solamente per buona educazione. Paga il tuo debito alla Madonna e guarda del corpo. Madonna, mi ha fatto venire di me. Ma quali brividi, quale voto? Monna Rosa, qui non c'è stato nessun miracolo. La signorina Matilde ha avuto un incidente per la seconda volta. Madonna mia, sindaco, per piacere, state un po' zitta. Che pare, io ogni volta che apro bocca voi mi assistite sempre. Se permettete parlo io. Parla. La signorina Matilde ha riavuto la voce per vie naturali, per un semplice fatto emozionale. E ne ha perfettamente coscienza, è vero? Credo. Come credi? Tu ne sei sicura? È risuscitata. Io non mi ricordo bene che macchina era, chi la guidava, ma era grande, era piccola, era gialla, verde, rossa, paonazza, come? E poi questa qua, diciamo la verità, da quando ha riavuto la voce è diventata più muta di prima. Regala, poi si sta litigando a grazia. Ma non può sapere la grazia. Signore, ma la volete finita, sì o no? Madonna, Matilde, stammi a sentire. Noi facciamo tutto quanto per la salvezza di tuo nipote, che è come un figlio per te. Sei d'accordo? Bianca, E poi? parla. Io non sono d'accordo. Zitto, posso perdere la voce nata, fatti scendere e basta Ce dice a perdere. Donna Rosa, mi mettete in mezzo l'angelo. Ma la volete finire con queste pagliacciate? Madonna mia, perché... Dai, non devi dire niente. Fermi, sapete che c'è? Che io se solo potessi sapere chi è stato, guardate, io prima che l'ha mandata in galera, l'ha mandata sotto la macchina, io l'ho ridotta all'elemosina, a quest'altro mi hanno addirittura in galera. Ma chi può essere stato? Chi è che può essere stato, Madonna mia? Modestina. Io non so niente, non ho fatto niente. E poi se ero stato io, l'avrei detto. Stai zitta e parla con me. La moribonda è morta. Non ancora, sta facendo perdere tempo. E poi se ero stato io a far venire la voce alla signorina, ma una medaglia d'argento così, io. alla memoria, perché donna bianca da cerego prima. Non si può. Ma non saccio niente, io sono stato tutto, Dio sa che sono stato tutto appresso la nottata alla moribonda. Tengo una fame, una fretta, non ero che fossero un po' che caffè bollente. Dopo. Facetemi aspettare. Io non la posso più fare questa vita. I miei va a sposare. Adesso vicchiariella, mi sta rindoglietta che lenzuola fresca e una bella mogliera vicina. Ma prima che muora, mangiava lo sfrizzo. La signorina si sente bene, non la sento parlare più. Ma ti senti bene? E ti facci sentire qualche cosa. Quando tipo con Ragazzi, che sta? La testa la adesso, papà. signorina non parla più. Ah, è andata sotto un'altra macchina. Ma tu tieni gli occhi rossi, ma stai piangendo. Cioè, questo non parla più. L'angelo, è passato l'angelo. C'è quella testa terza a parlare. Calma, non gli state addosso, ma fa sentiamo. Vabbè. Ma cacciate una bella voce, Bianca, io non è che non posso parlare, io non voglio parlare. Mi viene da piangere. Io magari non la preghiera alla Madonnina. No, eterno riposo, sole del Signore, schiattasse un bacino, ma che buono. Amen. Ma che stai dicendo? Che preghiera sta dicendo questa? Lasciatela stare, almeno si sfoga un po'. Ave Maria. Senti, stammi a sentire, a me mi pare che tu stai prendendo le parti di quella. Di Ninetta? Ninetta non esiste, Ninetta non ci sta, per me si chiama quella, va bene? Sì. Ma la signorina quella, dai, non figlia. Poi a vostra sorella ci faccio scendere una rotale in guagalla, che bella voce che c'è la stella. Ave Maria. Ma qua stai fatto, un bambino, lo dovevo tenere pure io, allora sì. E così facevamo la succursale dell'Annunziata. Ave Maria. Ma c'è l'essere lì, il bambino non lo tiene perché la porticella è chiusa a chiave. E non può fare il presente. Ave Maria.
sposo con il vestito bianco, il velo bianco e pure lo strascico bianco. Ecco, sì, ma certe volte pure un bianco può essere zuzzusa. E che puoi fare? Niente. Io me ne vado, quindi manca l'aria. Io mi sento come una farfalla sotto la campana di vetro insieme a una sotto. La realtà, la spirito santo. Madonna mia, mi sento male. Io sto morendo. Datemi l'olio. L'olio, voglio l'olio. Fate l'aceto piuttosto. L'acete, l'olio santo. Ma no, fatemi bene, signore sì. Uomo, me lo piglia, aspettate. È stata quella maledetta lettera norma che ti ha terrorizzato. Mannaggia il diavolo, le sue corna e la sua coda. Sindaco, è asciutto pazzo paese. È ognuno che tiene una malattia, spera di andare sotto una macchina. Dove? O zoppo. Marito, se il Padre Eterno mi facesse la grazia di andare sotto una macchina, così mi cresce sta coscia rotta. Madonna mia, sentite, ma il vescovo quando viene? Non si sa se il vescovo viene. A proposito, abbiamo visto la maestrina con vostro figlio Andrea. Ma queste fatti sue proprio di testato fa. E mo basta, mo vado a vedere dove sta il vescovo e te lo porto. Ah, Nerone, chiamatelo Nerone. Quella si chiama Nerone, vede che ha ucciso la mammina sua. Ma chi? Ma Pasquale o Nerone? Ma no, ma chi lo muretto con tif? Madonna, sto morendo, amici miei, aiutatemi. Madonna Bianca, io non capisco perché vi agitate così assai quando la truffa e l'inganno è così evidente. Noi siamo in una situazione difficile. Noi siamo portatori di luce in un mondo di cieli. Ma no, sì, deve sempre questi discorsi. Mi sento male, sto morendo. Insomma, che dici? La gente è convinta che c'è sto miracolo. Ma che dici? Ma si può testa di là perché Donna Bianca ha fatto la promessa alla Madonna, ha ottenuto la grazia e lo mantiene voi. Ma lo sanno tutti che la signorina Matilde ha avuto un incidente. E per questo, solo per questo, ha riavuto la voce. E che cosa cambia? Quello sai che dico? Che la Madonna ha fatto succedere l'incidente apposta per fargli avere la voce a Madonna. Scusate tanto, ma io sono stato fino a mo' sotto il tono della moribonda. E saluta a me la moribonda, è morta. Che peccato. E perciò non trova la moglie, quella cicetta stava là sopra aspettando che moriva l'amica sua. Quando ci dispiace. Era una colonna della famiglia. Ma come, quella colonna è morta e che la culinetta deve mancare là. Che carica pure. Allora facciamo una cosa, diciamoci una bella preghiera. Eterno riposo, dona del Signore. Sono morto! Ma che stai dicendo? Ma che scherzi sono? Ma insomma, ma che state dicendo? È morta la moribonda! A me dice se me lo vado frace da pizza. Siete contenti? Ho perso il sonno. Siete contenti? Ecco, ho perso il sonno. Io me ne vado, con una nottata che tengo un po' in spalla a cercare moglie e guardate che l'aro steva, a pressa la moribonda steva, che dolore, mamma mia, Avvocato, allora dove eravamo rimasti? Dunque io voglio fare una semplice domanda. Ma siete quella che ha voluto voi, avvocato? Tagliamo tutto. Come fu formulato il voto di nonna Bianca? Voi eravate tutti presenti. Ha forse detto farò sposare mio figlio Andrea con la maestrina? No, quando mai? Mammina disse solamente farò sposare la maestrina. Sì. Non mi prende, non cambiamo il carto in tavola. La baronessa disse, farò dare il nome al bambino. Certo, così è, ma mica il nome nato Andrea. No. E comunque che l'avvocato deve ragione. Basta che ci troviamo, non mi dite, in mezzo a sti quattro contati, non usciamo, fino là, facciamo qualcosa di soldi e stiamo a posto. Così il miracolo non viene negato. Il voto viene mantenuto e Amma caccia solo dalla Donna Bianca, io non sono d'accordo con questo discorso. Sindaco, non essere d'accordo nel vostro ruolo, ma che volete? Il vescovo, ci vuole il vescovo. Ma perché dà questo nome? Sì signore, ci vuole un'autorità superiore che sconfessa l'operato di Don Sandro.
ubi maior minor cessa. Tesoro. No, sentite, io invece sono d'accordo proprio con l'avvocato. No, lui tiene ragione. Guardate, io ci voglio fare pure una bella dote a questa maestrina. E voi sapete che vi dico? Mi tengo una casarella in mezzo alla campagna, tutta scassata, tutta scarrupata. Ci voglio dare pure la casarella, basta che me la levate da torno, va bene? E poi non è detto che deve essere forza un scemo, un minorato, può essere anche uno così. E prendiamo Modestino. Gli diamo una bella liquidazione, d'altronde dopo tanti anni di canonica, una bella buonuscita se la merita. E che poi giusto marito che sa sposa. Ah sì, come no? Quello Modestino è tutto sommato un simpatico. Grazie, donna Bianca. Grazie. E poi a una così, quando l'abbiamo rivestito, fa tutta una da figura. È come se ci chiesta a ciccone che appare barone. Come no? Donna Bianca, scusate, ma quella parola che avete detto prima, come si chiama? È grossa assai sta cosa. La dote. La dote. Ma quant'è? Modestino, io ho detto una buona dote. Allora, perché io sono signorino. Aspettate un momento che adesso torno. Andate. Ma voi pensate che la maestrina poi accetta? A me mi è sembrato un tipo molto cedevole. A noi non interessa. Noi il nostro dovere l'abbiamo fatto. Noi, quando poi è lei che rifiuta, ce ne laviamo le mani. Avvocato, voi siete un genio. Ma no, vada poi, a queste cose ci creda. Ma è l'artruzzi, è la vostra maledetta Ma artruzzi. questo è fanatismo, questo è fantasticheria vera e propria. Mi mette paura. Noi abbiamo ragione, perché Andrea è stato circuita, che è la strega di maestrina. È vero, quello mio figlio è un ingenuo, quello mio figlio è un cacchione. Io l'ho cresciuto col biscottino, con l'ovetto fresco, e mo vede che la Lucrezia Borgia e se la roba. Ma certi fate voi mamme, che brutta razza che siete. Donna Ro, noi ci sentiamo la coscienza perfettamente a posto, pulito, come un panno di bucato. Ecco fatto, cioè lei certi volte volesse fare una faccia tanta chirichi. Sto fatto è progressivo. Progressivo, non abbiamo facite e corna, non abbiamo, fate le corna. Io sto cazzo, vado a Roma e ho vescovo sta a casa vostra. È arrivato vescovo? Sì signore, poi donna Bianca che si sta pure incazzando. Insomma, come parli? I vescovi non si incazzano, si possono arrabbiare, inquietare. Cioè beh, ma non io stesso. Quelli stanno sempre incazzati. No, andiamo. Oh, braccio! E non abbiate paura per la cattiveria di certe civili. A forza. La Madonna non manda guai a nessuno. Mi mette paura. Perché la Madonna sa bene quello che deve fare la Madonna. Ma non è la Madonna, sono gli occhi secchi, mamma, tutto loro. Martina Gonzandro, Madonna, ma dove sta Modestino? Modestino! Non entrare, donna Roma, non entrare. Tu da dove vieni? Ho visto tutta quella gente e sono entrata dalla porta del giardino. Non ti preoccupare, poi non ti facevano niente, ma no, che brutta faccia bianca che c'hai. Io ormai sono come una foglia caduta. Vado dove mi porta il vento. Ma siediti un po', riposati, va. E state accorto stai caduta. Gonzandro, ma dove eravate? Ma come dove eravamo? Quelli sono venuti tutti i membri dell'associazione. Lo so. E so che è arrivato pure il vescovo. Ma io ho bisogno soltanto di una buona tazza di caffè e una sciacquata di faccia, che è l'amore in fondo. Sì, avviatevi che mo vengo e ve lo faccio subito. Tu stai qua, non ti muovi. State accorto, stai qua. Questo bimbo a chi lo do? Questo bimbo a chi lo do? Questo bimbo. Modestino, siete andati ad una festa? Ah sì, oggi viene il vescovo, tutto il paese in festa e pure io ho gettato una bella pulizzata. Visitate. Questo bimbo a chi lo... Modestino, ma che tenete?
No, niente, volevo dire che quella donna bianca è illusionista. Lusinghiera. Ecco, lusinghiera, non mi finiva la parola. E ha detto che sono un tipo molto simpatico e che sono pure un bel uomo. E mica ha detto una calunnia. Anzi, io penso che voi, quando eravate giovane, dovete piacere assai. Perché non mi sono fatte troppe picchiarine, guarda. Di mezza età, abbondante. Voi non mi potete immaginare quanto mi piacciono i miei bambini. Lo so. Io in voi ho visto sempre un padre. Ecco. E in Donna Rosa una madre. Del bambino? No, quando mai? Padre mio. E se no ricevo nonno, no? Già, se no dicevo nonno. No, Nina. Signorina Ninetta, vi volevo dire una cosa. Lo sapete perché io sono rimasto signorino? Perché ho fatto un voto. Quello di sposare una ragazza madre. Oh, che bella cosa. E vi ha detto di no? Ma che sta, non capisce proprio niente. Signorina Ninetta. E dite. Ninetta! Ah, mi tagliate la comunicazione. Aspetta un attimo. Modestino, Sì. permettete? Grazie. Va un po' con nonno. No. A me quanto mi piacciono i bambini, non lo dovete sapere. Ninno. Modestino, attendiamoci. Non vai a fuoco. Io con una nottata che la moribonda. Morte fritte, morte fame, mangia fa pure o no? Modestino, se non dorme datemi un poco di questo. Forse tiene fame. Gli do un po' di... Sì. Ninetta, mammina è sempre più ostinata. Andiamo a mangiare. Era una pietra, adesso è diventato un macigno. Tua madre è di ferro e tu sei di paglia. Ma mi disprezzi fino a questo punto. Ti disprezzo. Oh, Andrea. E va bene, io vi scuso. Ma non dovevate usare quelle brutte parole con donna bianca, Mamma mia. E voi altri, Questa è la casa di un sacerdote, non è l'alcova per innamorati. Scusate madre, scusate. Scuso anche voi, che devo fare? Io scuso sempre a tutti quanti. Sono io quello che non sono scusato da nessuno. Madre, Possiamo gestire. Non ne rendo. Sta mangiando. Te ne fame da lupacchiotto. Io devo andare dal riccio. padre, posso farvi una domanda? Ma si può avere odio per la propria madre? Figlio mio, lascia che tu, come quando mi facevi da chierichetto. Ma come fai a dire queste cose? Tu stai succhiando veleno come fosse miele. Padre, ma quella è diabolica. Ma che diabolica! Lei vuole la tua felicità, certo, a modo suo, ma è una donna che ti ha dato il latte. Ora mi dà il fiele amaro mi dà. E tu non lo succhiare. Padre, Questo è diabolico, lo sapete che cosa faccio? Io me ne vado dal paese e non torno più. E che risolvi, figlio mio, che risolvi? Se il tuo animo inquieto, l'occhio di Dio ti segue ovunque. E allora io faccio una pazzia, Io mi sparo! Io mi sparo! Ma che dici? Che pensieri ti fai venire? Questo è il peggiore dei veleni! Non succhiare più! Modestina! La moribonda! Oggi fatto la nottata la moribonda e mi è venuta... Modestino! Mi è venuta la tosse, mi è venuta! Ma voi tenete addosso! E tenete in braccio il mio bambino! allora Ma date devo- qua, date a me! E questo è il ringraziamento. Però non ha mangiato tutto qua! Sì, abbiamo mangiato, ha mangiato tutto, ho mangiato. Però adesso mandatemi a stendere il fuoco sul letto perché io non faccio il fagnolo, io faccio il sagrestano, il sagrestano. Ma vedete un po', ma vedete un po'. Don Sandro, io vi saluto, me ne vado! Che sei? Che sta sorpreso? Tutta vestita a festa. Dove dovete andare? È successo che me ne vado, non posso stare più qua, mi sono ammalato. Domani mi mando il certificato medico, scritto proprio dal medico.
Questa donna sta facendo le pietre al fegato. Ma io vi ho semplicemente rimproverato qualche volta una certa impulsività di carattere. Don Santo, sono le pietre che non posso buttare in faccia alla gente, le faccio dentro al fegato. Vabbè, non fate cuidado, andate in cucina e lo vado con sto caffè alla camera. Don Sandro, voi lo sapete, io sono una donna devota, una donna di fede, però il fatto del perdono non lo capisco. Ma come faccio a dire vicino a una donna cattiva, infame, che mi dà un calcio qua? Dico, oh, dammene un altro da quest'altra parte, ma quanto mai? Vabbè, allora io non ho tempo di spiegare, un'altra volta ve lo spiego. Su, siate in cucina, lo vado con sto cappello che state meglio. Sì, è meglio, perché io so portare più una cesta di fichi in testa che questo cappello. E voi andate a tubare da qualche altra parte, che quasi viene la baronessa, Io l'affronto. Io sono stufo di avere sempre paura. Io l'affronto. Bravo, bravo. E allora lo affrontiamo insieme. Sì, o con Ninetta o con nessuno. Io l'affronto. È arrivato il vescovo, Io lo sapevo. Momento, non va alla montagna, e la montagna viene da momento. Era venuto anche il sindaco, l'assessore, la baronessa e tutti quanti gli altri. Bambina sta venendo qua, Mantieni un momento. Io vado qua in giardino, ci vediamo dopo, Io non dovevo affrontare. Chi ste o guai? Che io non tenga una creatura e a no, ma tenga due creature. Figliolo. Accomodatevi, eccellenza, accomodatevi, prego. Pace bene a questa casa. Pace bene a voi. Eccellenza, io non so se noi la meritiamo. Don Sandro. Voi state con me. Voi tutti sapete quale situazione di disagio mi ha fatto sentire il dovere di venire qua. Sì. Sarò breve. Per prima cosa, devo muovere un aspressimo rimprovero a Donna Bianca e a suo figlio. Monsignore, Cugina carissima, vostro figlio ha compiuto un'azione indegna, un peccato grave. Ma che sta via nel partenine? La povera pecorella è capitata in un branco di lupi. eccellenza, E eccellenza. il Signore l'abbia in gloria, ne abbia impietati. Lei come io l'accolgo nel mio cuore paterno. Eccellenza, permettete? Silenzio, per favore. Sì, avvocato. Eccellenza, se ho sbagliato, io vi chiedo perdono. Il perdono del Signore. Io sono veramente indignato. Però che scusate, vi prego di insistere, vi prego, scusa, umero, scherzo, basta pronta. Se non ce la faccio. Eccellenza, io sono il sindaco di questo povero paese, Vittorio Scardacchione. Lo so, me lo avete già detto 3 volte. Eccellenza, scusate, quello pensavo che in tutta questa confusione voi non avevate sentito. Provvedete piuttosto a migliorare la condizione delle strade per salire fino qua sotto. Mi è venuto il mal di macchina. Eccellenza, sono anni che io mi batto per questo spinoso problema. Non ci danno i soldi, il paese è povero e io faccio tanto per questo paese. Adesso sto organizzando dei fastosi festeggiamenti con bande e luminari proprio per festeggiare l'avvenuto miracolo che, come credete di capire, voi ammettete. Chi ha detto questo? Oh. Non c'è stato nessun miracolo. Nessun miracolo. Non si può usare la parola miracolo. La guarigione di Matilde non giustifica l'uso della parola miracolo. Ma allora io sono sciolta dal voto che ho fatto alla Madonna. Ma certamente. Oh, che Dio vi ringrazia. Il dovere umano di vostro figlio sarebbe quello di condurre all'altare la ragazza che ha violato. Ma noi non possiamo sederci sulla botola dell'inferno, no? Noi possiamo piangere per loro, ma non considerare le loro reazioni come delle frodi. Monsignore. Ma state dando torto a ste tante ragioni, io non capisco. E se voi, come mi avete detto,
volete organizzare un matrimonio di sistemazione per la giovane sventurata, sarà degno del vostro nome, di voi e della vostra famiglia, ma non avete nessun obbligo. Siete d'accordo? Siete d'accordo? D'accordo, monsignore, d'accordo. Non c'è stato nessun miracolo. Eccellenza, scusate, è il trasferimento di mio figlio. Il trasferimento di vostro figlio fu ottenuto per l'intervento di Don Sandro qua presente presso un influente cardinale del vostro figlio. Superò finalmente l'esame non per grazia della Vergine, bensì per la raccomandazione di Don Sandro all'insegnante che conosceva. Guardate che imbroglione, eccellenza, non è statistica fatta trasferire a mio figlio. Ah, farò finalmente posso battere la moglie, ma mi devo rifare di tutti gli arretrati. Nessun miracolo. Eccellenza, scusate, allora pure quando mi ha fatto vincere alla lotteria. Quale lotteria? Quale lotteria? Io avevo bisogno di denari, di soldi per fare mangiare il maiale o porca. Allora Don Sandro mi disse: comprati un bel biglietto da lotteria, così la Madonna ti fa vincere. E indovinate che numero c'è? Il numero 13. Mamma mia, e voi come lo sapete? Perché in chiesa ho trovato il panariello con tutti i numeri 13. Ma fa bene con questa terra, dai! E non potevo far uscire il numero 14, così vincevo io! Bravo, quello è l'imbroglione, quello che mi ha fatto festa, ma guardate. Monsignore, io mi sento male. Chiedo il permesso di ritirarmi. Voi si sente male? Domani. Volete confessarvi? Certo. Ma domani facciamo una confessione. No, che domani, eccellenza, io voglio che mi confessiate subito, io ho qualcosa qui da dirvi, sento che ho delle cose da dirvi e se non ve le dico subito io scapazzo. Vi prego, fate come se io fossi in punto di morte, mi voglio confessare subito. Don Sandro, io me ne vado, non posso stare più qua, perché due peccatori come noi, ma che ci fanno in mezzo a tutta questa gente onesta? Statemi a sentire, toglietevi questa scarpa che vi fa male e vi fa uscire i calli e buttate a gelo in faccia a qualcuno. Chi è questa donna? Il cane da guardia di Don Sandro. E tu stai zitta perché come sto mo sono un cane che mozzica. Donna Rosa, per favore. Ho finito, i miei rispetti, donna Bondi. Confidente! A questo punto andiamo via anche lui. Quello che è stato detto è stato detto. Adesso ci penserà il vescovo a fare il suo dovere. Sì. Io a mio cugino l'avevo avvisato, non mi ha voluto stare a sentire. Confessate. Domani lo facciamo. No, voi domani partite, oggi, subito. Avanti, su. Arrivati a questo punto, per piacere lasciatemi solo con lui. Sì, usciamo fuori. Eccellenza, però voglio dirvi una cosa. Voi ci avete portato una luce radiosa. Voi. piacere, sempre felice. Prego, aiutami. Grazie. Dimmi, cosa mi vuoi dire? Che cosa passa di peccaminoso nella tua mente? Dimmi. Che tu sei un grande disgraziato, un ipocrita e un bastardo. Ma come? Ma che stai dicendo? Ma io ti faccio cacciare? Non fai proprio niente, perché noi qua siamo in confessione. Io parlo, tu ti devi stare zitto Ma perché vedi- è mazza a sentire. Tu non mi deferisci a nessuno, né per iscritto né a parola, perché non puoi tradire il segreto della confessione. E perciò ti dico che tu sei un gran bastardo e non vali niente, né come uomo né come prete. Ma come ti permetti? Lo so, io ho sbagliato, ho creato qualche miracolo, ma questa è gente ignorante
è gente che ha bisogno di credere in qualcosa, ha bisogno di vedere ogni tanto la mano di Dio che li aiuta, altrimenti la fede la perdono, se ne va e senza fede diventano dei disperati. Ma la Chiesa non può vivere solo inganno, solo bugia. Ma che inganno e bugia! Tu sei venuto qua per fare giustizia. Certo. Io ho portato serenità e pace in tante famiglie e tu hai distrutto quella fede innocente che avevo creato. È un peccato gravissimo, è un peccato di lesa umanità. Ah. Tu? E con questo? Con questo. Tu adesso sei venuto qua unicamente per gli affari tuoi, per gli affari della tua famiglia. La baronessa ti ha chiamato e tu sei arrivato qui, in forza, armato dei tuoi sacri paramenti, lancia in resta contro un'umile ragazza e un povero bambino solo, ma soprattutto contro la fede ingenua di questi contadini. E questo è un peccato grave e io non ti assolvo. Ma sono io che non ti assolvo. E che me ne fotta a me te! Viaggi fa come dice donna Rosa! Ma già lo aspettavo che non me la fastidio! E la ghiaia Cosa vuoi fare? Dove vuoi tirare? ma non ne vale la pena, non ne vale la pena! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Dove vai? Santo! Amen! Vieni qua, dove vai? Che stava tutta sta luce? Che stava dormendo? Maestà! Io sono il sacrestano per servire. Eccellenza, che è successo? Ma che è successo? Ma che è successo? Ma chi ti ha gridato? Ho visto un salto correre, quasi scappato. È con il piede scalzo, tra l'altro. Ti prego, E non guardava in faccia a nessuno. portatemi un bicchiere d'acqua. Eccellenza, mi sentite bene? Polissino! No, io sto bene, non vi preoccupate. Pronto, È là. lui forse che sta male. Che caratteraccio! Ho dovuto dirgli delle parole molto dure. Una grossa tiratina d'orecchie. Ma adesso purtroppo devo andare e il mio autista si sarà forse anche addormentato. Beato lui! Cara cugina. Mi accompagna, Caro eccellenza. amico. Mi accompagna. Grazie, assessore. Assessore, eccellenza, io sono il sindaco Scaldacchione. Scusate, sindaco, scusate. Cari amici, porto con voi un caro ricordo di tutti. Non diciamo altro, la pace sia con voi. E con il tuo spirito. La verità e la giustizia, come sempre hanno trionfato. E possono trionfare in tutto il mondo. Ma che sta? Da avvocato non ci capite niente! La verità e la giustizia oggi e sempre. Già l'ha detto l'avvocato. Allora riprendiamo i bicchieri per brindare. Ma vengono a bere tutti in questa casa che ha sede, Un champagne, un Ah, champagne. un champagne! Mammi, ma non è meglio che andiamo a casa vostra? No, sapete che sai che c'è? Figlia mia, io voglio aspettare a Don Sandro, non mi dispiace tutta sta storia qua. Sì, ci dobbiamo fare pace, perché poi alla fine è sempre il nostro Certo, padre. no. E io non avevo dubbi su questa vittoria. Lui voleva fare un processo alla nonna, ma non ha dubbi. Sturata! Faccio io. Passate la tempesta. Odo Germi perfetta. Il caro cugino voleva gettare del fango su di noi, facendo una truffa alla Madonna. Ma noi siamo inattaccati. Ma chi ci attacca a noi? Noi siamo gente di cristallo, gente onesta. Ma che sta? Ma che cos'è questa confusione? Cosa non la gente che sa del vescovo? No, ma che sta? No. Vieni il cassottato! Via dalla sera! Sto parlando, no, io sono il sindaco, che adesso Non sanno. Non sa! Esce da pazzo parrucchiato! Esce da pazzo parrucchiato! Cosa stai dicendo? Ma quello si sta spogliando di tutto! Si sta spogliando. Si sta spogliando lui in mezzo alla strada. No,
delitto sull'atto osceno in luogo pubblico. Articolo 527 del codice penale. Bravo lavoro. Si sta spogliando di tutti i peccati. Ma i peccati di chi? I peccati che noi ci diciamo nel confessionale. Ma io non ho capito. Stanno vergognando tutto il paese. Non abbiamo. E che sta dicendo di voi? Di me. Donna Bianca ha fatto questo, Donna Bianca ha fatto quello. Usitemi scardacchioni da Niccolda. Io? Quando mai? Io non ho fatto niente. Di me non possono dire niente. A me mi chiamavano il piccolo Robespierre. E chi è un delinquente Ma piccolo? quale delinquente? Quello è un uomo integerrimo. E poi, se vogliamo, io ho già fatto tutte queste per ottenere il mio nome sulla piazza principale della città. Certo. Piazza Vittorio Scardacchione e signora. Ma guardano un po', nemmeno la targhetta vicino alla porta potevano tenere. Ma voi veramente dite? E che dico, bugie? Quello va dicendo, soro meccamor, soro meccamor. La sorella. Ma che adesso, ma che tenevi la sorella in camorra? Ma quale sorella? Forse avrà detto Sodoma di Gomorra. Ecco, l'avvocato. È come si dice, il posto più sporco è l'orecchio del prete. Io ho capito, però i preti non possono impazzire. No, ma chiedere un promesso al Papa. Ma no, sindaco, per piacere fate qualcosa. Fate Fate qualcosa. qualcosa, sì. Chiudiamo tutte le porte. Così facciamo la morte del zotto, sì. Ma che ha detto qualcosa anche di me? Sì, ha detto il sindaco Scardacchione. Zitta, il segreto della confessione è una cosa sacra. Calma, non perdiamo la calma. Ha ragione l'avvocato, non perdiamo la calma. Anzi, avvocato, sapete che facciamo? Ci fumiamo una bella sigaretta, Io offro una sigaretta, prego. Io non ho nulla da temere. Prego. Modesti, ma se avessi marcate vuote, Sono mortificato. Sentite, io vado fuori, vado a sentire quello che dice. No, non ci vogliamo da qua, è meglio che siamo qua. No, rimanete qua, io vado fuori. Perché se quello viene e dice che tu tieni le corna, ma io che faccio? E poi ci vuole. Io tengo la meglio macelleria della provincia. Ho le corna mai. Vai le corna. Ma come va a saperlo sti preti? Ma non lo so. Io non mi sono mai confessata. Ma vedete. E quando è? Quando è il prossimo treno per Napoli? Una persona. Io mi sono ricordata Che vi siete ricordati? che sta morendo mio padre, mia madre, mio fratello. Io me ne vado, arrivederci. Si è dimenticato una cosa da niente, si è dimenticato i fagioli sul fuoco. Salve regina, ma Prega. La dolcezza, speranza. Pregate. Signore, calma, non abbiamo nulla da temere. Noi siamo di cristallo. Ma sono tutta cristalleria. io vi avverto, vi do altri 5 minuti. Poi lo sento male. Che la signorina te non creolarmi, capito? Donna fatemi sentire, ma ha detto per qualche cosa di me, donna Ro. Levate questa preda in coppa o stomaco, perché io pure sono fatto di carne, Ma no, la carne. A papà la carne è l'unico piacere della vita. Contro la vita. Donna Bianca, io la carne non l'ho mai toccata. Qualche volta, quando si spogliava, la guardavo dal buco della serratura. A chi? Ma donna Ro, voi, Pezzo di disgraziato! mantenetelo. Voi non ci fate niente. Ma che guardate? Io non ho fatto niente, io ho le mani pulite. Ma ce l'aveva con Modestino. Ah, no, che dove c'è Salve regina. Prega. Ma che ha? Io devo guardare. Grazie. Mazza e Panella fanno i figli belli. No, avvocato, ma che è tutto sto nervosismo che tenete addosso? Io non sono scemo come voi. Io non mi sono mai confessato. Ancora. Tu non ti sei confessato, ma io sì. E allora? Imbecille, come confessami i peccati miei senza confessare i tuoi? Certi peccati si fanno in due. Hanno fatto le corna alla vecchia! Mara, tu hai l'avvocato! Hanno fatto i corni di collaborazione! Tutta schifose sozzose, schifose figlie e trocchie! Sei scandalizzata Santa Maria Gore. Noi non facciamo scandere il paese. E tu mi dici questo a me? A me! Come sono contenta
disgraziata che altra non sei, schifosa. No, non è possibile. Non è possibile, mi sento male. Oh, madre. Signore, diceva qua. Che altra ha detto? Sì, ha detto la signorina Celeste Salvitti. Sapete perché? Non tiene bambini. Perché non li posso avere, ma lo sapete tutti quanti. Perché? Perché sono sterili. Ma se ne sempre chiesti i soldi per aborti? I soldi? Disgraziato! E tu li chiedevi a me i soldi? Urto pappone schifoso, morte e fuoco! E io che volevo un amore platonico. E che me ne faccio io di un amore platonico? L'amore è fuoco! E non si studia mai. L'amore è passione, un po' visione e non si studia mai. Perciò tua moglie t'ha cornificato bene e meglio. Tutta schifosa che non sei altro. Guardati la trave che tieni negli occhi tuoi. Tuo marito è morto schiattato perché ti ha trovato a letto col giardiniere. Uè, ma volessi avere caso dentro sono su io, che ci stanno insieme ancora più gravi. Così che sperda a se l'ha mangiato 3 volte sotto per fare la strada. Primo, secondo e terzo piano. Insieme all'ingegnere, un altro ricchione peggio di tutto. E donna Elvira, hai ignuto i corna, poi ci fa pigliare la palla. Ma questa è una calunnia. Ma quale calunnia? Il primo cliente di tua moglie sono stato io. Una volta sola! Una volta sola! Ma che mi fate dire? Vabbè, lì ci pigliate una marchetta una volta sola. Ricchione nata volta. Perché io stavo malata e avevo bisogno delle medicine per essere curata. Poverette, quando ci si arrivano i soldi per comprare le aspirine. In quanto a voi, guardatevi le corna vostre, che sono lunghe assai. E datevi un passaggio voi, che dovete arrivare fino a Milano. Piano. Per Don Sandro lo sta pittando già troppo nero sto paese. Ci sono paesi più neri del nostro. L'Africa. No, che c'azzecca là. No, io non dico niente, quello è Don Sandro che dice le cose. Ha detto pure questo. Ah, quello ha detto tutto. Io mi sputasse in faccia a me stesso. Cioè, ma che ha fatto? Ma cosa vuoi? Sì, è vero, io quando sono stata in Kenya ho fatto questo viaggio. Ho avuto un'esperienza, uno giovane Che piacere! Ti ha fatto le corna con un giovane pure nero! Un nero! Va bene. Che vogliamo fare del razzismo di bassa lega? Già, mo' trovate un razzismo. Maronna, e tu con questo curriculum internazionale ti volevi sposare, figlia me? E quello si voleva sposare col velo candido bianco. No signore, chiamate la maestrina, si deve sposare su. Ma che volevi tu? Che volevi tu da me, Perciò facevi tutto questo, per cattivo, perfido, infame, schifoso! Ma chi tu pensa a te? Rodolfo con lavandina e creta scarpa. Pensa piuttosto alle corna di cervo che aveva in fronte tuo marito. Maronna mia! Levatevi che c'ha già una cavata in fronte! Io ho chiamato tu Che stai quando danzando? Un pazzo! No, però che facevi? Sì, ma questa danzando. Perché avete paura di me? Ma non eri uscito pazzo tu? Ma chi è che dice queste cose? Non siete pazzo! Ma allora non capisco, ma che succede? Allora non abbiamo né detto e né sentito niente. Abbiamo fatto 4 chiacchiere tra amici. Bene, anche per me è tutto a posto. Se voi fate sposare quei 2 ragazzi che si amano tanto. Perché o se no, tutte le pietre che tengo qua escono tutte fuori. E no signore, donna Rosa, pure per me tutto a posto. Non sa che noi stavamo qua perché ti stavamo aspettando. Oggi è domenica, io voglio far sposare i ragazzi, oggi stessa. No, venite qua, non vi mettete paura. Io vi voglio far sposare a tutti e 2, presto, e fa provare sta bella creatura. Nemmeno il tempo di cacciare le carte, che fa paura. Ma io veramente ho perso una scarpa. Ma perso la scarpa? Qualcuno l'ha trovata. Ah, ma oggi vestita.
La nostra. Dicevo, ma di chi è questa scarpa? Qua si perde le scarpe. Così, ecco. Vedete. Sì. Grazie, modesti, grazie. Sapete cos'è? Io a un certo punto ho avuto un mancamento. Mi sono sentito tutto strano. E poi non lo so, sono andato nel giardino. L'abbiamo trovato sotto un albero che dormiva. Sotto un albero, tu. Sì, ma io non mi ricordo niente. Non mi ricordo Ma voi niente. mangiate come un uccellino, non sapete, li dovete sostenere. Modesti, fare cosa? Fa una bella suonata di campana. Io voglio dire adesso. Va bene, la cassonella e campane. Sammy, ma chi vuoi che venga a quest'ora? Stanno tutti a casa a mangiare. Robè, non ti preoccupare, a me pure che viene una persona, un cane, io la messa di giustizia. Robè, la giustizia sociale è importante, ma la fede è necessaria e non è detto che non possono camminare insieme, appena accetto tutte e due. Caro cugino, e forse c'hai ragione anche tu. E allora andiamo tutti a sentirci questa bella messa. Andiamo. Io però vorrei sapere una cosa. Com'è sta storia che Don Santo è uscito pazzo? Andaro, io vi conosco troppo bene. E lo so che voi mi conoscete. Ma che avete combinato? Lo so. Ogni tanto una purga non fa male. Lo sapete come diceva Pulcinella? Quando un mare è grosso e sta in tempesta, tutta la porcaria è sommagalla. Io ho solo cambiato il libro del destino. Ma questa è una cosa gravissima, il destino lo cambia solo nostro Signore. Ma che volete fare? Ma volete punire? Volete mandare all'inferno? Non sa, ma questo lo può fare solo Dio. Ma non vi preoccupate, io quando sarò là, me la vedrò io con lui. Come te lascia di non è cosa, quella non è per te, quella è una bella, che viene a dire che è bella giù è una rosa, si può vedere che gli anni erano a scuola, lasciala sempre a me, che non è cosa.